Il Carbonia dà corpo alla sua alta classifica superando 2-0 il Gorno Spanadica in una gara più rognosa del previsto perché gli ospiti, a parte le sbavature dei 2 gol, concedono ben poco. Ma nella ripresa, quando peraltro i bianco-blu devono fare a meno di Cacciuto per un leggero infortunio, salgono in cattedra Casu, Lazzaro con una doppietta e Sanna con una sfilza di interessanti suggerimenti. Nella prima frazione il Carbonia non mette la freccia quando avrebbe potuto, al 14° Cacciuto imbecca Foddi a porta vuota, ma il suo sinistro esce. Ma anzi rischia al secondo minuto di recupero per un'incursione di Serpi che finisce alta di pochi centimetri. Per alimentare i sogni di promozione serve altro e in certi momenti latita pure il fraseggio. Il predominio territoriale non basta senza spunti e cambi di marcia e difatti la ripresa è quasi tutta un'altra storia. La svolta arriva quando non si ha neppure il tempo per accomodarsi. A 40 secondi dal fischio dell'inizio del secondo tempo, Casu si invola di prepotenza sulla destra, brucia il marcatore, offre un cross basso proprio sotto porta e Lazzaro, appena entrato per Cacciuto, non può fallire di sinistro a porta spalancata. La gara prende l'inclinazione che avrebbero voluto i bianco-blu e seppure il Gorno Spanadica sa rendersi insidioso al nono con una bella combinazione con Giuserpi, di fatto il discorso si chiude al 14° quando Sanna veste i panni del suggeritore e pone Lazzaro davanti a Petucco. Pallonetto e raddoppio. Forse questo Carbonia non è spettacolare, ma blinda il risultato e dalle parti di Bove non arriva quasi nulla. Anzi, al 30° Foddi in controbalzo di destro sfiora il palo opposto e 2 minuti dopo lo stesso Foddi, sempre imbeccato da Sanna, controlla davanti al portiere in uscita, ma quando l'avversario è a terra tira sulle sue gambe. Nel finale alcuni traversoni costringono Bove a sporcarsi i guanti, ma non pervengono tiri nella porta dei padroni di casa. Fabio Piras al termine della partita contro il Gorno Spanadica, un risultato all'inglese 2-0, peccato per le numerose occasioni del primo tempo. Sì, nel primo tempo, dicevo anche prima, abbiamo giocato un po' sotto il ritmo, ma nonostante tutto abbiamo creato almeno 3 o 4 palle e gol. Credo l'unico tiro in porta loro sia stato sul nostro errore a fine primo tempo. Abbiamo creato diverse occasioni da rete, nel secondo tempo poi una volta sbloccato il risultato è tutto stato più facile, più semplice per noi. Ecco, il campionato insomma, è ancora lungo, il Carbonia dopo questa vittoria di oggi ha recuperato dei punti rispetto alle formazioni che gli stanno davanti, quindi un passo in avanti non indifferente. Renato, adesso il nostro obiettivo è essere squadra, lo stiamo diventando pian piano, stiamo migliorando dove avevamo problemi, c'è ancora tanto da lavorare, poi fra un mese iniziamo a creare delle classifiche. E poi importante anche c'è l'impegno in Coppa Italia, no? Sì, adesso dobbiamo riposare. Adesso giovedì abbiamo una partita un'infrasettimanale di campionato, domenica un altro di campionato, abbiamo 2 partite in pochi giorni, saranno le forze di tutte. Fortunatamente abbiamo una rosa abbastanza ampia, nonostante oggi sia fatto male sia avuto un infortunio sia Cacciuto che cosa, ma speriamo di recuperare il prima possibile. Insomma, allenamenti comunque sempre molto duri? Quando si gioca è più difficile fare allenamenti duri, adesso la settimana prossima si inizierà anche con allenamenti un po' più duri, sì, certo. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a te, grazie mille. Ciao. Il bomber Lazzaro, autore quest'oggi di una doppietta straordinaria, insomma un inizio di campionato niente male per un Carbonia che vuole cercare di andare sempre più in alto. Sì, è stata una bella partita. Dall'inizio l'abbiamo affrontata col piglio giusto, io ho avuto l'opportunità di entrare a partita già iniziata, mi dispiace per Cristian ovviamente, ma noi sappiamo che ci dobbiamo far trovare pronti e che le opportunità ci sono, quindi bisogna entrare sempre col piglio giusto perché possiamo toglierci tante soddisfazioni. Ecco, come ti trovi qui con la maglia del Carbonia? Guarda, molto bene, sapevo già che sarei venuto in un ambiente familiare perché conoscevo già Fabio Piras, avevamo giocato insieme e anche altri, Stelio è stato già il mio massaggiatore, c'erano anche altri giocatori con cui abbiamo giocato, quindi sapevo di trovare un ambiente familiare e così è stato e questo aiuta, si vede anche in campo. Grazie, in bocca al lupo per il campionato. Crepi, grazie mille.